E oggi è venuto a trovarci in studio anche Raffaele Padrone, sindacalista FSP Polizia, con cui abbiamo fatto il punto in merito ai fatti accaduti nelle scorse ore a Villanova di Prata, nonché ovviamente sul costante problema della carenza del personale all'interno del corpo della Polizia di Stato. Sentiamolo. Raffaele Padrone, FSP Polizia, i fatti di cronaca parlano chiaro, Pordenone ma anche i territori limitrofi non sono così tanto poi un'isola felice come magari tanti credono, anche qui purtroppo succedono fatti che devono far riflettere. Ma più che altro quello che dico da tempo, quando io chiedo, grido, urlo, ho chiesto al capo della polizia, non solo a questo, ma anche al precedente signor capo della polizia, ai questori che si sono succeduti in questa città, in questa provincia, ho fatto capire quanto è importante avere un controllo sul territorio, perché non è un'isola felice Pordenone. Se l'indice di violenza, di criminalità si misura su quanti episodi violenti si fonda una situazione di sicurezza, credo che non abbiamo capito nulla. E io dico sempre, il Ministero, secondo me molte volte è miope, cieco da questo punto di vista, è pure sordo, perché se vogliamo il morto, se vogliamo la violenza per la strada, per dire mandiamo personale, allora devo dire che la rissa di ieri potrebbe essere una da buon indice per cominciare a far pensare ai nostri signori che questa è anche una provincia dove può succedere qualcosa. Questo non è il mio parlare, perché sono parole rubate, nel senso che non credo che si debba costruire un piano di sicurezza in base al crimine. Secondo me bisogna invece dare possibilità agli uomini delle forze dell'ordine, uomini e donne, la certezza di essere la sentinella della legalità. Quindi per me la prevenzione è migliore della repressione. Ecco, insomma, si vede anche l'impegno, nonostante la carenza, degli agenti della Polizia di Stato. Ieri un arresto per droga è trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, ma anche i controlli sulle strade dell'ex provincia. Insomma, c'è la presenza fattiva della forza di polizia, anche se ovviamente in carenza. Sì, c'è perché c'è una obbligatorietà che hanno i questori di tutta Italia, quella di garantire la minima soluzione, ovvero il servizio H24 nelle 24 ore del servizio di pattugliamento. Però assistiamo, ripeto, come nella domanda di prima, c'è la violenza, c'è la rissa, c'è il furto, va scemando, grazie a Dio, ma è un reato che sta scemando un po' in tutta Italia, la rapina, perché ormai anche queste persone rischiano meno facendo phishing sui nostri conti correnti, in internet, le truffe online sono in aumento, quindi voglio dire, la polizia si vede nella nostra città, si vede per quello che deve essere un minimo garantito. Quindi torno sull'argomento uomini per garantire veramente una sicurezza migliore e soprattutto con personale più giovane, più veloce, più rampante a combattere il crimine, ma ripeto, nella prevenzione, non nella repressione. Ecco, parlando di prevenzione è passato un nuovo codice della strada, che cosa ne pensa? Viene stravolto totalmente quello precedente? Ma allora, innanzitutto questo è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, ma è una cosa di cui avevamo parlato proprio qui in questi teleschermi, avevamo parlato di questo nuovo codice che potrebbe chiaramente, e lo fa, stravolge, ma punisce finalmente le persone che commettono sulla strada quegli incidenti che poi scaturiscono anche con la morte di persone sono magari distratti nella guida. Infatti la repressione avviene per quelle persone che saranno trovate in possesso di cellulare, saranno trovate in stato di ebbrezza, saranno trovate in stato confusionale perché hanno magari assunto psicofarmaci. Questo
è chiaramente un codice della strada che nel momento dell'entrata in vigore punirà questa tipologia di persone. Quindi nulla devono temere chiaramente i conducenti di autovetture che si comportano, si stanno comportando da sempre in maniera così corretta, perché l'incidente per distrazione può capitare a tutti, però mettersi la guida in stato di ebbrezza vuol dire proprio andare in cerca di rovinare se stessi ma anche un'altra famiglia, e questo non deve più succedere. Torniamo in studio e diamo il benvenuto a Luciano Clarizia, direttore della Sores, grazie per essere con noi. Grazie.